Buongiorno ed eccoci con Anziani in Movimento, un percorso di attività fisica da poter svolgere anche in casa. Una progettualità ideata da Che Spettacolo del presidente Massimo Piobello e naturalmente sostenuta dalla Fondazione Friuli. Qui oggi abbiamo con noi la dottoressa Rebecca Piemonte. Buongiorno. Che ci proporrà una serie di esercizi per migliorare l'equilibrio, perché sappiamo che in là con gli anni uno dei problemi particolarmente presenti è legato alle cadute, per cui gli esercizi che oggi proponiamo sono proprio per prevenire le cadute. Per cui direi la dottoressa Rebecca Piemonte, laureata all'Università degli Studi di Udine in Scienze Motorie, credo possa partire. Iniziamo con un esercizio da seduti. Ci appoggiamo con le braccia sulle gambe e ci spingiamo in avanti per alzarci in sicurezza. Torniamo giù e torniamo su. Se vogliamo, possiamo anche eseguire una variante con le braccia alzate in avanti. Andiamo giù e andiamo su. Per cui per una decina di volte eseguiamo questo esercizio, sempre recuperiamo la sedia come punto di partenza e come compagno in questo percorso di ginnastica da svolgersi in sicurezza e dove iniziamo naturalmente, lentamente e gradualmente a fare questa proposta. E questo è il primo esercizio. Rebecca, passiamo al secondo. Certo. La sedia ci diventa sempre ausilio e sostegno per incrementare la nostra sicurezza e vediamo come lei sta facendo. Vai, spiegalo certo. tu, Rebecca. Noi iniziamo alzando i talloni, facciamo una piccola marcia sul posto, la sedia è sempre con noi come ausilio e l'importante è sentirci spingere verso l'alto. Questo è il nostro obiettivo. Questo serve per attivare i muscoli dei polpacci. Successivamente iniziamo ad alzare leggermente le ginocchia. Siamo sempre appoggiati alla sedia. Facciamo sempre una decina di ripetizioni. E allora mentre eseguite questa decina di ripetizioni vale la pena ricordare che il 78% degli incidenti che avvengono in casa sono proprio legati alle cadute. Per cui incidenti domestici, caduta, e il 55% dei ricoveri in pronto soccorso sono proprio legati alle cadute. Ecco che andando in avanti con l'età, nel frattempo magari cambi poi esercizio, sappiamo che abbiamo una diminuzione del tono del ventre muscolare e dunque della forza, quel fenomeno che si chiama sarcopenia, e naturalmente già dopo i 50 e passa anni abbiamo anche la problematica legata all'osteoporosi, le nostre ossa diventano più deboli e per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice come sia importante muoverci ogni giorno con delle manciate anche di 10 minuti, ok? E con esercizi dedicati alla forza e all'incremento e al migliorare l'equilibrio. Prego. Ok, questi esercizi li abbiamo fatti senza l'ausilio della sedia, ovviamente li deve fare solo chi si sente in sicurezza, se non siamo sicuri utilizziamo sempre la sedia come supporto. Passiamo a un altro esercizio, solleviamo il ginocchio, uno alla volta. Se vogliamo aggiungere un'altra variante possiamo tenere il braccio largo, quindi alziamo, è sempre una marcia, siamo sempre appoggiati sulla sedia. Okay. Naturalmente ci può essere un sottofondo musicale che ci aiuta in questo momento di benessere mentale e fisico. Vediamo come la nostra dottoressa Rebecca esegue ad un ritmo direi abbastanza blando. Questo è importante, che ognuno lo esegua al proprio ritmo, non ci deve essere una velocità nell'esecuzione e poi sempre dovete stare attenti a fare dei movimenti graduali, lenti. Appena avvertite un segnale di difficoltà è meglio che vi fermiate. Ora stiamo eseguendo un esercizio dove ci manteniamo in equilibrio. Se vogliamo aggiungere ulteriore difficoltà, chiudiamo gli occhi,
cerchiamo di resistere per almeno 5 secondi e lasciamo e lo eseguiamo dall'altra parte. Dunque ogni esercizio può essere eseguito per una decina, una quindicina di volte oppure per una quindicina, una ventina di secondi. Torniamo a fare rinforzo dei polpacci. Mi alzo con tutti e due i piedi, quindi con tutti e due i talloni, sempre spinta verso l'alto, sempre una decina di volte. Andiamo al nostro ritmo, impariamo ad ascoltare il nostro corpo, nessuno ci corre dietro. Ecco, una cosa importante, dottoressa Rebecca diceva, impariamo ad ascoltare il nostro corpo ed ogni movimento è abbinato sempre alla respirazione. L'atto di inspirazione solitamente col naso e l'atto di espirazione. Questo esercizio, che è semplicissimo, ma è un esercizio importante, va a migliorare quella che è l'articolazione della caviglia. Vediamo come lei sta adesso stando in questa posizione di equilibrio, d'accordo? E naturalmente vado a tonificare la muscolatura degli arti inferiori. Possiamo farlo anche con le punte rivolte verso l'esterno, quindi salgo sempre in questa posizione. Sempre una decina di volte. E possiamo sempre mantenere poi la posizione di isometria, la posizione statica. Posizione isometrica, per cui una posizione dove siamo in equilibrio con una tensione muscolare costante. Bene. Ora eseguiremo degli slanci laterali. Posso tenere una mano appoggiata alla sedia e l'altra mano appoggiata al fianco e faccio degli slanci esternamente. In sicurezza, dove arrivo? Sempre per una decina di volte. Per cui abbiamo l'opportunità di svolgere a casa questi esercizi, naturalmente gradualmente, senza essere frettolosi nell'esecuzione e ascoltando quelli che sono i messaggi che ci arrivano dal nostro corpo. Anche in questo caso posso eseguire l'esercizio svolgendo un'isometria, quindi rimaniamo fermi, sempre il più possibile, se riusciamo per una decina di secondi, altrimenti si può iniziare anche con 5 secondi. E se vogliamo aggiungere ulteriore difficoltà, chiudiamo gli occhi. Ok. Ricordiamoci sempre che se durante l'esecuzione degli esercizi proviamo dolore, ci fermiamo. Più che dolore magari un indolenzimento, no? Perché è chiaro che stiamo parlando che le persone che svolgono questa attività, più o meno giovani, stiamo parlando di persone sane o comunque questi esercizi sono degli semplicissimi esercizi da poter svolgere in casa proprio in chiave di attivazione e naturalmente volti a incrementare quello che è un equilibrio, perché avete visto che molte volte siamo in appoggio sul terreno, su una sola gamba, per cui un equilibrio monopodalico, come si dice. Assolutamente, anche con la bella stagione possiamo anche metterci in giardino, metterci sul terrazzo, l'importante è avere uno spazio in sicurezza, possiamo fare questi esercizi in compagnia. E diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che dobbiamo svolgere 150 minuti settimanali di attività fisica aerobica in maniera moderata. E a proposito di giardino, ecco che anche l'attività di giardinaggio o i lavori domestici rappresentano perfettamente un'attività fisica. Assolutamente. La principale attività fisica naturalmente è quella di deambulare, di camminare, di raggiungere i famosi 10.000 passi al giorno, che sono 6 chilometri, ma in là con l'età ultra 65enni o 70enni, che poi oggi sono perfettamente in forma l'80% delle volte, sicuramente possono farne 7.000 passi al giorno, per cui di meno. Ognuno si muova quanto si senta, però è importante muoversi tutti i giorni, con anche degli esercizi, come dicevamo prima, di forza, di tonicità e di equilibrio.
Se ci sentiamo in sicurezza possiamo svolgerlo anche senza il supporto della sedia o con le mani al fianco o con le mani laterali oppure le portiamo in avanti. Ok. Ricordarsi sempre che meglio che poco è meglio di niente. Basta veramente poco per stare in salute. Come si dice in friulano, alche le alt e nuie le nuie. Alle mie le polente senza nuie e nuie senza polente, no? Purtroppo è vero, per cui alcuni minuti. Ecco, abbiamo ancora un minuto, se possiamo, ecco, qui c'è un movimento di mobilità della caviglia che può essere fatto appunto sostanzialmente anche prima di tutti questi momenti di esercitazione, e poi potremo fare anche l'ultimo minuto, Rebecca, camminando in avanti, camminando in indietro, certo, passo dopo passo, proprio piccoli movimenti. Vedete? Sollevo, faccio un movimento quasi di marcia, vedete come gli arti superiori sono coordinati col movimento delle gambe, e poi proprio dei semplici passi in avanti, 1, 2, 3 e ritorno. Questo lo posso fare anche laterale, giusto Rebecca? certo. Proviamo, così ci vedono, e per cui avete con Anziani in Movimento la possibilità di svolgere dei semplici esercizi in sicurezza a casa, e per cui uno stimolo a volervi bene e a incrementare l'attività fisica, perché l'unica casa da cui non traslocherete mai, scusate, è il vostro corpo. Bene, arrivederci alla prossima puntata di Anziani in Movimento.